Allora, la casa ce la siamo arredata. Adesso sarebbe ora di farci una bella cenetta. Cosa prepari? Ma io avevo pensato dei tortellini, però... Li sai fare? Io no, però c'è chi li sa fare. Ah, ecco, che allora chiediamo aiuto. Prego, prego, già armati del loro Esatto. mattarello, della loro arma del mestiere, Lucia Antonelli, anche già preparata per farci i tortellini. Food Plan, associazione bolognese che riunisce i migliori tortellinatori del territorio. In teoria sì. Anche in pratica, poi lo scopriamo. E Carlo Alberto Borsarini, invece io faccio parte del consorzio Modena a Tavola che protegge le eccellenze gastronomiche del nostro territorio. E quel mattarello, scusami giusto, ma quel mattarellone con cui sei arrivato? Questo mattarellone è un'opera d'arte che è a Castelfranco, che è il mio paese dove professo il mestiere di cuoco, viene dato ogni anno all'oste che rappresenta l'inventore del tortellino durante la sagra. Quindi qui abbiamo i nostri predecessori, questo è più importante della corona del sindaco. vabbè, Certo. non c'è dubbio alcuno, anche perché con la corona del sindaco c'è mangi poco, con il mattarello tiri Coi fuori. Ma quello non tortellini. si usa, è un'opera d'arte. Questo non si usa, È no, un'opera no. d'arte. Cosa rappresentano tutti quei bei disegni? Sono alcune scene appunto dell'invenzione del tortellino, quando un oste, si dice cieco e bolognese, in realtà era di Castelfranco, quindi era un po' bolognese. Ecco, un po' bolognese. Qua si comincia, infatti sono arrivati armati perché... Ricominciamo. perché come si dice, l'annosa diatriba su chi ha inventato il tortellino, se modenesi o bolognesi. Beh, non la risolveremo certo qui. No, comunque io sono romagnola ma contento dei cappelletti, quindi... Che sono buoni comunque. Però vi siete sfidati perché appunto, vista questa rivalità anche scherzosa che c'è fra Modena e Bologna, Scherzosa? Insomma, dipende. Sì, non c'è. Non sembrano scherzare, soprattutto quando sono armati così. E si sono sfidati a Palazzo Reenzo a Bologna con una cena meravigliosa a base di tortellini, dove c'era una giuria di eccellenza. Incredibile che non avessero chiamato noi tre, anche lei. Con questi palati raffinati noi avremmo sicuramente distinto fra un tipo di tortellino e l'altro, e appunto la giuria di eccellenza, siete arrivati, tra l'altro voi bolognesi avete fatto addirittura le primarie, sì, ok, infatti. com'è stata questa cosa? Cioè, Ha vinto Renzi? In realtà abbiamo organizzato queste due serate che hanno preceduto appunto il lunedì fatidico del 27, in cui noi della nostra associazione ci siamo sfidati a gruppi di 7 per poi far votare tutti gli ospiti che hanno gustato questa cena, i quali hanno espresso la loro preferenza, quindi mandando il gruppo di 5 a sfidare i modenesi. i modenesi, quindi voi siete arrivati agguerriti E le avete prese? No, non le hanno prese. Abbiamo pareggiato, non mi piace dire. come? Eravamo in trasferta, Ma avevamo allora, doppio il non mi gol. sembra che qui onestamente non è perché questo è salotto È un delle politico, ragazze, è un però ha politico. vinto una donna, ha vinto Lucia Antonelli di Bologna, però magari potete rifarvi l'anno prossimo. Speriamo, questo, sì, ok. speriamo Però tu presto. sei arrivato secondo comunque. Sì, sono quindi... stato anche molto contento, cioè capisco che... Io li ho mangiati i tortellini a Sì. Castelfranco proprio alla sagra del tortellino, Sì. che è, se non ricordo male, ai primi di Quindi settembre. seconda settimana di settembre. Allora, ricordo bene anche perché certi Perché sei ricordi rimasta rimangono impressa nella indelebili memoria, nella mia sono memoria d'accordo, e devo anch'io dire che me lo erano sarei- molto buoni i tortellini. Ho vissuto per 20 anni a Bologna e ho mangiato i tortellini a Bologna per 20 anni ed erano molto buoni anche quelli di Ma Bologna. infatti noi no? siamo assolutamente per la par condicio in Esatto. questi casi, però... Sì, sì, sì. Per noi non ci sono né vincitori né vinti. Boh, insomma. Senti, ma qual è la differenza maggiore fra i tortellini di Modena e i tortellini di Bologna? Ma in realtà anche prima ne parlavamo, già le differenze esistono fra i nostri prodotti bolognesi. Io ricordo benissimo anche le prime 2 serie delle primarie, dove li ho assaggiati chiaramente tutti, perché poi Certo. dovevo studiarmi l'avversario, no? Certo. E già notavo come i nostri prodotti di Bologna siano molto differenti fra di loro, non soltanto nel ripieno, ma anche nel brodo, quindi c'erano brodi più scuri, brodi più profumati, brodi più Ma cappone e leggeri. gallina o... Anche lì alcune Interessantissima, diverse- non l'ho mai diversi vista così usi. attenta. Per esempio il mio tortellino il cappone non c'era, perché dove abito io non è consuetudine troppo usarlo, mentre invece alcuni brodi di città erano più ricchi di manzo, di lingua. A casa mia, ad esempio, vabbè, io a casa mia si mangiano i cappelletti a casa dei miei genitori, però
se non è brodo di cappone, Non è cioè, brodo. non è neanche considerato brodo, cioè alla stregua del dado fondamentalmente. Tu che cosa dici? No, Diamo io il sì, tempo di io rispondere. uso il cappone, però è verissimo, noi abbiamo assaggiato i 10 tortellini finalisti, diciamo, ed erano buoni tutti e 10. In modo diverso. In modo diverso, è una ricetta, quella del tortellino, che varia veramente da pianerottolo a pianerottolo, insomma, quindi è inutile stare a dire Qual è la mia è ricetta quella originale, vera, eh. esatto. Siamo fortunati, abitiamo in una terra dove, la chiamano in America, la chiamano la Food Valley, e questo perché abbiamo delle eccellenze che sono irripetibili. Noi abbiamo Sono prosciutto, d'accordo. mortadella, parmigiano, tutto concentrato in pochi chilometri. Qui oggi non c'entra l'aceto balsamico, ma c'è anche quello. Sì, sì. E per non Anche parlare dei il nostri il vini, parmigiano, cioè, quella roba lì, esatto, insomma. è La chiaro. mortadella. E nel tortellino questi rientrano tutti a loro modo. Ma le quindi- dimensioni del tortellino, perché qui abbiamo quelli di Lucia che ce li ha portati, che sono, non so se riusciamo a farli vedere, ecco sul tavolo, sono piccolini, però non piccolissimi. No, non sono Esatto. piccolissimi. Ok, Io trovo che sia una misura molto giusta, a me sono molto simili in realtà. perché sai che c'è anche lì il compasso per misurare l'angolo No, è del... Che altro? Adesso voi mi dovete proprio scusare, no? Allora, a me Gianina lascia stare il mattarello, Ma che non sa di c'è rimasto tortellino attaccato ancora? niente. Allora, Dici tu io quello. me lo devo avvoltolare attorno al mignolino per riuscire a fare una cosa così. Nessun altro dito è buono. Ma non si avvoltola tutto In realtà poi si usa, voglio dire, Le chiudi? appunto delle dita, non è che vedo- proprio devi girare intorno. Beh, tutti i Natali si fanno i tortellini, no? Giuro. Guarda, cioè, io dalla bambina ho sentito dire di tutti i colori e ho sempre creduto a tutto, ma a questa cosa qui non ci puoi credo. credere, invece con un mattarello che non è grande come questo, ma più o meno. Ma questa è una storia, però, mi dicevi prima. Questo è un mattarello che io Cioè, ho chiaramente trovato nel io non ristorante, riuscirei a Ok. fare i che era di tortellini mia senza suocera, quello. la quale mi ha detto che apparteneva alla sua suocera, quindi direi che ha Quindi è visto della molte suocera della sfoglie, suocera esatto. questo mattarello. È abbastanza vissuto. Antipatico? No, assolutamente. Però molto vissuto e stranamente tutte le persone che poi intendono provare a fare la sfoglia con questo mattarello si trovano particolarmente bene. Quindi è magico, mattarello magico. Sì, sì, e poi anche i mariti, ce ne sono pochi che vanno via di casa Infatti io quando quando la l'ho moglie... quando l'ho vista arrivare con questi due mattarelli pensavo che questa sfida continuasse qui. E scorresse nel sangue però. Esatto. No, Ho notato i tuoi orecchini a forma Esatto, di tortellino. a forma di tortellino. A forma di tortellino, meravigliosi. Questi sono stati donati da un amico sfollino di Bologna, maschio, quali me li ha regalati, io li ho indossati la prima evento della nostra associazione, quando ancora non era associazione, quindi siccome poi da lì è partita una serie di avventure bellissime che stiamo organizzando, sono diventate proprio il mio, diciamo, look, il mio portafortuna che mi accompagna in ogni evento. E, insomma, Capito? Li avevi anche quando hai vinto? certamente. Ah, ecco, no, volevo dire. Fortuna. Ma il tortellino è in brodo alla panna o al ragù? Beh, tradizionalmente in brodo, però io non so Non mi sento di dissentire. il tortellino di è- sentire. Perché ci sono i profani che lo vogliono con la panna. Vabbè, adesso vabbè. si sta tentando di riabilitarlo il tortellino alla panna, è stato bistrattato, insomma, in Poverino. realtà, esatto, nelle nostre case Ma voi si non è lo- sempre mangiato, i bambini lo mangiano alla panna, no? Anche gli adulti. Anche gli adulti purtroppo. realtà poi diciamo, la panna- però Siete tutti e due ristoratori. Ecco, Se sì. uno chiede un tortellino alla panna nel vostro ristorante, Escono così col mattarello in una mano, lo dicono facciamo. sei Lo sicuro? fate? Sì, lo al facciamo. giorno d'oggi dicono sempre di sì i ristoratori. sì. Sono passati quei bei tempi dove potevamo permetterci il lusso di dire no, No, così non si ok. può. Altra domanda, che differenza c'è a questo punto, la mia domanda da romagnola di nascita e bolognese per 20 anni, tra tortellino e cappelletto? Io non ti so rispondere perché io so fare i tortellini, quindi Il nel non si campanile. pronuncia. Dobbiamo Il prendere la campanilismo della bolognese. Bisogna prendere la regina del cappelletto, oppure non so. tu No, hai vabbè, qualcosa- sì, in realtà sono diversi nomi per chiamare lo stesso tipo di pasta, che è una pasta ripiena, arrotolata, Perché a me chiusa, sembrano molto dombellini. simili. Sono molto simili, come sono molto simili agli annolini, come li chiamano a Piacenza, o ai cappelletti, come li chiamano anche a Reggio Emilia, eccetera. anche a così. Reggio si chiama. Sì, Sì, infatti. Ah, sì. aspetta, che qua fanno vedere come si fa. Vuoi mai che io impari qualcosa? Ne dubito. Vedo dei materiali stranissimi, quello cos'era? Vabbè. quello era per tagliare. Ma sono più ok. brave le donne o gli uomini? Sono più brave le donne.
Detto da Rispondo un Bravo, bravo, sincero. bravo, un politicamente corretto. È un mestiere ne abbiamo molto visti pochi. ripetitivo che gli uomini soffrono particolarmente. Ah, invece le donne sono delle capre, quindi possono Sono stare molto via. più costanti. Allora, è ripartito bene, poi Sei quando hai un detto attimo che scivolato. comunque vediamo come se la caverà successivamente, diciamo, perché ci sono queste 10 domande Che ti uccideranno. che di solito Facciamo riguardano solo gli uomini, ma Però in questo caso, visto che la sfida continua anche a casa Chick Chat, le facciamo sia agli uomini che alle donne. Allora, comincio io. Il tuo piatto forte. I tortellini in brodo. Allora, lo chiediamo anche a te. Il tuo piatto forte. Questo non è forte, è vincente, quindi è budino di castagne. va bene. Il peggiore errore che si può commettere in cucina. La deconcentrazione, direi. Quindi pensare ad altro mentre si fa una pratica che è ripetitiva ma molto importante. Secondo te? Fare entrare un uomo in cucina, noi siamo tutte donne. Signora, io dico, la signora se le dà un torto, mena come un fabbro. Lucia è, come dire, abbastanza schierata. Quindi la mano, appunto, si parlava di donne in cucina, la mano di una donna in cucina si sente perché? Perché è molto più ordinata, è molto più costante. E invece Lucia, tu cosa ne pensi? La mano di una donna in cucina si sente perché? Sicuramente lo assecondo perché siamo un pochino più metodiche, un pochino più razionali, siamo un pochino più, progettiamo un pochino di più. Ti sei scordata la terza, che la faccio io. Ah, scusami. L'ingrediente segreto che ti ha salvato la vita. La panna. Forse la panna, sì. Perché è la principessa della cucina, cioè tutta la mia cucina è a base di panna. No, La principessa e la cipolla. direi proprio di no, però dai, Lucia invece, scusa. Beh, nel mio caso, tornando alla domanda di prima, sicuramente la pasta fresca perché è proprio la caratteristica principale della nostra cucina, quindi basiamo le nostre proposte sulla pasta fresca fatta al mattarello. E quindi è l'ingrediente segreto. Quindi invece la mano di un uomo in cucina si sente perché? Si sente perché è probabilmente più creativa, diciamo è più creativa nell'accezione sia positiva che negativa, è più scostante, è vero, più morale, però a volte sa sorprendere. Vabbè, è nettissima minoranza. No, non povero, vogliamo veramente, dire infatti, niente, cioè, quindi- adesso stavo pensando di farmi crescere i baffi per 5 minuti per essere con lui. La mano di un uomo in cucina si sente perché? Fa casino, no? Perché... No, a parte quello, nel nostro caso l'unico uomo che entra nella mia cucina è mio figlio, il quale chiaramente non ha la mente occupata come abbiamo noi donne, che dobbiamo appunto pensare a tutto le cose da fare. Sicuramente, come dice lui, può arrivare tranquillamente, tac, la sua creatività e la sua giovinezza, soprattutto e fantasia, può dare a volte uno spunto differente al piatto che altrimenti risulterebbe sempre il solito. Ok, va bene, mi sembra un buon compromesso. Nei tortellini non si mette mai? Non si mette mai il manzo. Mai. Mai. Niente manzo. Nei nostri tortellini non mettiamo mai il prosciutto. Questa è una novità, non si mette. Noi non lo si mettiamo. mette. Nel gambuccio, niente, non si mette. Non Cos'è è il comunque... È La la parte finale del Ah, ecco, grazie. Vabbè, L'anno prossimo vado a ricette di Masterchef. famiglia buttati via così. Allora, toccava a me? Sì. Sì. A casa con tua moglie, vedo che Sì. c'è una fede, cucini sempre tu? Cucino poco, però sempre io, sì. No, ok. Anche perché non ci sono mai. Quindi Quando viene sei al a casa- ristorante tua esatto, moglie. esatto. E invece con tuo marito cucini sempre tu? In casa praticamente non ci siamo mai, quindi mangiamo sempre nel ristorante, quindi chiaramente cucino io. Va bene. Gli altri scaldano. Ok, va bene, già un lavoro anche quello. È mai successo che qualcuno cucinasse per te e facesse veramente schifo? Considera che non sei mai venuta a mangiare a casa mia, quindi ancora non hai raggiunto il limite massimo. Non è vero, Deborah, tu sei perfezionata in un piatto che è il ragù, ma quello lo fai 4 ore a eccellentemente. bollire, una pazienza. Sì. No, vabbè, sì, può essere successo, però è una cosa che probabilmente possiamo condividere tutti noi cuochi. Siamo invitati a cena molto raramente proprio per la paura di deluderci. In realtà, come tutti gli altri, mangiamo cose semplicissime, anzi,
io mi nutro di prosciutto crudo praticamente. Ti invito, ti faccio una bella sfietolata di crudo. E siamo a posto, cioè, non c'è problema, ecco, voglio dire. Ma quindi è successo che qualcuno provava Sì, okay. no, per l'amor di Dio, certo. a Scusa, posso aprire una impressionarti? parentesi? Sì. Una volta, quando ero molto più giovane, avevo 21 anni, mi fidanzai con questo ragazzo con cui sono stata tanti anni. Allora, per conquistarlo, la prima volta che venne a casa mia, gli feci questa torta di frutta con, sai, i preparati che ci sono, ti fai la pasta frolla da sola, ma è tutto in un'unica scatola. Era venuto una specie di gigantesco San Pietrino colorato, di una durezza che poteva essere una pietra angolare di un palazzo. Bene, però dico, vabbè, lui pure non se la mangiò e vabbè. Andai a casa sua poco tempo dopo e scoprii di essere nel tempio romagnolo della buona cucina. A casa sua tutti i giorni si faceva la sfoglia, tutti i giorni. Pensa come ti amava, poveretto, che nonostante la mamma E facesse la quando sfoglia, io arrivai, la prima cosa che mi venne messa in mano fu un ciotolone così, da pulire, di mousse al cioccolato. Io mi sono sentita mai così male in vita mia come quel giorno. Comunque. Vabbè, infatti, sempre meglio far cucinare agli altri, esatto. Di essere imitata. No, non è mai successo, devo dire che nella zona dove abito, che è un piccolo paese, insomma, la Dove buona abiti? cucina, Castiglione dei Pepoli, provincia di Bologna. Si mangia È un bene. piccolo paese, insomma, la cultura della cucina c'è, quindi anche fra gli amici sono stata fortunata, ho delle bravissime amiche. Allora, la cosa che invidi, in senso buono, chiaramente, di Lucia. Guarda, ci siamo conosciuti una settimana fa e quindi non abbiamo approfondito, però sicuramente ha una grande energia, da quello che vedo, e anche una grande modestia. Sono due caratteristiche che in cucina non bisogna mai lasciare a casa. La cosa che tu invidi di lui. Il suo mattarello è molto bello perché il fatto che la sua famiglia rientri nella storia di quella bella festa è veramente una cosa da invidiare, secondo me, un valore importantissimo. Ultima Tocca a te domanda. farla cattiva. Esatto. Che cos'è che fai meglio di Lucia? Occhio perché secondo me mena, Lucia, dopo. Meglio di Lucia cosa posso fare? Forse guido meglio, ho fatto Sicuramente. Veramente, io l'ho visto in una difficoltà unica. Io sono con te, nei costi difendo. Che cosa fai meglio del tuo ormai ex rivale? I tortellini, adesso I tortellini sì, no, i tortellini l'ho già detto, quindi... Vabbè, dai, ci sarà lo spareggio su questi tortellini, Sì, dai. Noi facciamo i giudici, noi Veniamo a fare i invitiamo, giudici, li invitiamo. esatto. Pronti con la nostra foto? Quindi tutti assieme, Deborah prendi in mano Prendi un il tortellino. mattarello. Prendo un tortellino. Non dimentichiamoci i mattarelli. Ci siamo tutti? Allora, grazie ad Aldina, grazie a Lucia e a Carlo Alberto, ma soprattutto grazie a voi che ancora una volta avete scelto di stare in nostra compagnia. Io vi do appuntamento a domani martedì, puntata che come al solito, come sempre, viene dedicata ai rapporti di coppia, alle problematiche che ci sono all'interno dei rapporti di coppia, grazie a Paola Assini e ad Emilio Gerboni che in Love domani ci spiegano le conseguenze che ci possono essere nei rapporti di coppia dall'abuso di sostanze. Allora non mancate, ci vediamo domani.